raccontarvi una storia. Senz'altro, se fosse stata ambientata in altri tempi, sarebbe stata raccontata come la storia che racconta le gesta di un eroe. Stasera, sì, certo, racconteremo di un eroe che però non ha mai impugnato una spada, ma che in effetti da tanto ormai fa parlare di sé attraverso la sua umiltà. Lui, il nostro eroe, è riuscito a scrivere nel tempo fiumi di parole e che grazie alle sue grandi e sane ambizioni questi sono diventate delle vere e proprie opere d'arte, dei capolavori letterari di cui la Sicilia è e sarà orgogliosa. L'eroe nasce a Catania nel 1959, in una Sicilia povera, ma da sempre ricettacolo di grandi sentimenti. Ha cominciato a scrivere sin dalla più tenera età le sue sensazioni nella lingua di questa terra, il siciliano, consumando pagine e pagine di diari nei quali trascrivere tutte le sue emozioni, raccontando l'esperienza del dolore e della sofferenza di se stesso, della sua famiglia e del suo popolo, che più degli altri di una strana Italia sola apertamente unita languiva nella miseria. All'età di 11 anni ha iniziato a vergare le sue prime poesie d'amore e sapienziali, spinto da una irrefrenabile passione per le odi della terra di dentro. Ad oggi le sue poesie si contano a migliaia e da moltissimi amatori lette e apprezzate, e posso dire in prima persona anche declamate. Negli anni 90 approda al teatro siciliano, di cui è fino ad oggi, con molteplici opere prodotte, un fervente sostenitore. Il 2012 per lui è l'anno delle pubblicazioni delle sue opere poetiche più significative. Spazia dalla mia terra vincia, Magaria, Uguale di Dei, e alla sua magnifica opera di prosa, Viculo Sacramento. Poi ci penso un po' e allora fa un capolavoro che è destinato a rimanere veramente nel tempo. Questo capolavoro è un'antologia di poesie scelte una per uno in lingua poetica siciliana. Lei è Chiaria. Dopo un po' ci ripensa e dice: posso fare ancora. E allora si mette al lavoro e produce, partorisce un capolavoro di traslazione in lingua poetica siciliana, la tragica storia di Lu Principi di Danimarca, la Mileto. Ancora lui non è stanco, lui no, non si ferma, e allora ancora è sempre al lavoro, e lui comincia a pensare di traslare, e lo fa in lingua poetica siciliana, 3 grandi tragedie greche: Medea, Agamennoni ed Elettra. Stasera il nostro eroe, non ci scordiamo che stiamo parlando di un eroe, il nostro eroe ci sta offrendo il suo dono più prezioso al momento che ha in mano, è la traslazione in lingua siciliana Cantico di Cantici, tratto dalla Sacra Bibbia, edito da Bombè.
Proprio stasera, lo scrittore, il nostro eroe, Alessio Patti, insieme alla moglie, Antonella Zerbo, saranno i protagonisti, insieme al coro, insieme a tutti noi, insieme a tutti voi, del Cantico dei Cantici. Beh, signori, come possiamo iniziare adesso? Iniziamo con quello che veramente Alessio ha nel cuore. Alessio ha nel cuore quello di ringraziare, perché lui non smette mai di essere tra la gente, di essere un uomo cordiale, un galantuomo. E allora vuole intanto ringraziare la location, questa bellissima sala che molto spesso vede gli artisti protagonisti nelle loro arti, e nello specifico vuole ringraziare chi ha potuto concedere tutto questo, e quindi l'amministrazione comunale, e quindi la persona del sindaco, avvocato Massimiliano Giannusso, e quindi la meravigliosa assessora, so che non si può dire però te lo dico in senso affettuoso, l'assessora alla cultura Patrizia Costa, anche il dottore da Pisarda che oggi ci ha veramente pregiato della sua presenza. Quindi insieme a tutta l'amministrazione comunale noi ci stringiamo in un unico abbraccio, e in questo abbraccio ci facciamo entrare anche il nostro amato Ninni Magri, la sua associazione. In questo abbraccio ci facciamo entrare perché anche grazie al poeta Ninni Magri e all'associazione tutta Maranzatomo questa serata, questo evento è stato possibile. Lui che ha sempre spalleggiato, lui che ha sempre affiancato Alessio Patti in ogni sua interpretazione culturale, in ogni suo momento culturale, non poteva mancare oggi Ninni ad essere a fianco, a parte ovviamente come poeta, come persona che di cultura ne è ovviamente pieno, sia nel cuore che nella mente, ma soprattutto come amico che non abbandona mai un altro amico. Allora faccio un attimino un passo indietro e vi dico che mi va di ringraziare anche Sicilia Corimio. Sicilia Corimio la ringrazio, mi autoringrazio, perché ci riconosciamo amici veramente importanti di Alessio Patti e della cultura che vuole Alessio Patti, che sia fatta in Sicilia, e in questo noi ci identifichiamo. E di questa voglia non vogliamo mai essere sfamati, abbiamo sempre fame di fare cultura insieme. Noi ci identifichiamo proprio su questo, perché la Sicilia deve vivere per sempre, e abbiamo scoperto anche grazie ad Alessio che la cultura non è solo folklore, non è solo tradizione, ma è poesia, è letteratura, è cultura da divulgare nel mondo, e Alessio Patti ci dà veramente una testimonianza inconfutabile. E poi, dopo di noi, perdonatemi, volevo solamente citare Pino Parisi, videomaker, e Mario Guillermo come fotografo, ovviamente componenti di CIA Corimio, e la sottoscritta, i quali insieme ad Alessio Patti, Antonella Zerbo, Ninni Magri, vogliamo ringraziare voi pubblico, voi che siete qui con noi. Immaginate che Alessio Patti sia veramente a 0 centimetri tra di voi, che vi abbracci uno per uno e vi dica grazie per esserci, grazie per testimoniare, per dimostrare che la cultura è importante, ed è importante da ascoltare e da divulgare. Poi desidero, anche a nome di Alessio e soprattutto a nome di Alessio, ringraziare soprattutto i colleghi declamatori. E per questo, perdonatemi, ho bisogno di dare a voi le spalle e di guardare queste splendide persone che insieme, credetemi, abbiamo superato 1000 di quei problemi intercorsi nel frattempo, che si organizzavano appuntamenti e cose varie, che ce l'abbiamo fatta, siamo qui. E inizio da Francesca Privitera. Francesca Privitera, come voi la conoscete benissimo, non che ve la presenti, ma la voglio fare perché è giusto farlo. La poliedrica Francesca Privitera, che lei spazia nella sua arte dalla poesia alla scrittura, dalla pittura, dalla scultura,
cultura, aiutimi, può essere me ne scordo qualcuno, voglio dire, e quindi un insuperabile teatro, un'insuperabile Francesca Privitera, veramente un simbolo di sicilianità. Poi alla mia destra l'Angelica Vita Marzullo. Io la chiamo così perché veramente il suo viso ha qualcosa di angelico. Vita Marzullo, a parte essere una bravissima ragazza, una meravigliosa amica, scoprendola man mano bisogna anche imparare da lei, perché a parte essere impegnata nel sociale, a parte avere delle belle importanti, diciamo, componenti essenziali nella sua vita da poter interagire con gli altri, lei è un'attrice e lei, come tanti altri amici, mi hanno insegnato che attraverso il teatro si possono dimostrare e posso dire liberare delle sensazioni ed emozioni che la quotidianità purtroppo ti reprime. Quindi che ben venga il teatro, che ben vengano queste sensazioni che sul palco sono libere di volare, di manifestare. E poi a questo punto non mi rimane che... Perché l'ho messo per ultimo? C'è un motivo. Perché il nostro Angelo Ariosto rappresenta il committente ultimo, secondo me, della sicilianità che in questo momento si sta facendo. È un giovane così carico e bramoso di arte che veramente è il desiderio di tutti gli artisti siciliani un po' datati, nel senso che desideriamo che il giovane raccolga come un dono l'arte che i nostri vecchi e noi abbiamo questo, posso dire, questo piacere di donare e sperare soprattutto di poterlo fare rivivere anche agli altri giovani che verranno. Quindi un applauso ad Angelo. È inutile presentarli ancora, comunque io lo faccio, ovviamente. Lei la sposa, Antonella Zerbo. Io lo sposo, Alessio Pacchi. Dovrei mantenere Alessio in un connubio perfetto. Già lo sono nella vita, una coppia meravigliosa. Nella recitazione, nel teatro, credetemi. Preparati fazzoletti, il figlio di Quindi Magri oggi è qui per aiutarci per quanto riguarda il supporto della recitazione. Ecco, infatti. Grazie a voi. Adesso, non perdendo più tanto altro tempo, un ringraziamento straordinario va ad un'assenza importante che è una presenza. La presenza assente di Nino Barone, il poeta Nino Barone, il quale, essendo il prefatore del Cantico dei Cantici, al momento purtroppo è stato impedito per problemi di lavoro, per impegni inderogabili, non è potuto essere con noi fisicamente, ma ci teneva e ci tiene tantissimo a far arrivare a noi, ad Alessio, il messaggio di relazione all'opera come se lui fosse qui. E quindi attraverso i social network, nello specifico Facebook, abbiamo potuto già apprezzare, e comunque lo potremmo fare anche dopo, quello che Nino Barone ha preparato per poter dimostrare e testimoniare la bellezza di questo canto che Alessio Patti ha traslato in lingua poetica siciliana e che sicuramente avrà diritto all'eternità. E allora un applauso a Nino Barone, che invito tutti voi ad andare a vedere questo messaggio meraviglioso, perché lui è molto peculiare, molto... posso dire anche molto analitico, perché proprio parte dalla persona, dello scrittore, lo percorre nell'anima, lo percorre nelle sue sensazioni e lo trasmette all'interno dell'opera, proprio fa vivere Alessio all'interno dell'opera. Credetemi, è una sensazione meravigliosa la sua relazione. Poi, dopo aver parlato del video di Nino Barone, scusate se faccio qualche piccola gaffa, ma io sono di un'emozione straordinaria. Voglio parlare di una cosa che è importantissima. Alessio Patti, lo scrittore Alessio Patti, l'autore Alessio Patti, il poeta Alessio Patti, il carattere Cubitali, per chi non lo conoscesse, sarete in pochissimi sicuramente, è una persona di una generosità
straordinaria, di un'umiltà che sembra quasi artefatta, fatta di, che ne so, di un altro mondo, di un'altra pasta, invece è tutto reale. Lui nelle sue sofferenze, che a proposito vi dico che lui in questi giorni è stato malissimo, quasi temeva che si poteva anche purtroppo annullare l'evento, ha avuto un'influenza che lo ha abbattuto, ecco un tosse, invece qui lo vediamo nella sua straordinaria presenza, quindi un applauso, voglio dire, ritornando alla sua generosità, è giusto che io dica che è desiderio di Alessio che ognuno di voi, e per chi vorrà ovviamente, senza nessuna imposizione, quando magari avrà finito, cioè sarà finito l'evento, potete ritirare al banco, magari vi aiuterò io, proprio l'opera, il libro, in omaggio. Lui non ha mai fatto nulla per poter avere il ritorno né un guadagno né niente. Però tutto questo ha una condizione importante. Lui desidera, noi desideriamo, che chiunque trattenga e tenga l'opera, Lucantico di Cantici, nelle mani, ricordi questa serata con un dono che Alessio ha voluto fare alla sua Sicilia. Quindi ognuno di voi, ognuno di noi ci dobbiamo sentire degni di questo dono e avere una parte della Sicilia importante, trattenendola anche col cuore. Quindi mi raccomando, abbiatene cura. Posso darti il microfono? Io sono commosso. Io voglio darti il microfono. Una presentazione come questa, vedete che non me la sarei mai aspettata. Io ti ringrazio veramente di cuore. E voglio a te intanto voglio precisare soltanto una cosa, ma lo preciso anche al pubblico e alle autorità. Tu mi hai descritto come un eroe, ma in una mia poesia tu ti ricordi, sì. Io lo preciso, non ci sono miti, non ci sono eroi, perché la mia anima sa soltanto di uomo, quindi non ci sono altre cose. Ecco. Grazie, buonasera, benvenuti. Allora cerchiamo di stringere un attimino. Io avevo così il desiderio di raccontarvi una cosa molto antica che si ricollega al Cantico dei Cantici proprio nella parte finale, però ve lo voglio raccontare perché è una cosa che secondo me ci aiuta a comprendere meglio poi quello che faremo. Ed è un conto siciliano e ve lo racconto proprio in siciliano. E allora, un giorno Lugranni Dio miso già dal tuo mistero un usato su Luido, decise, tagliando tutto quello che c'aveva a cacchio, c'è vuoto, vacante, non c'era niente, decise di creare qualche cosa. Dice io voglio creare tanti cieli e ne creò 7. Il primo cielo è quello nostro, poi mano a mano c'è tutti gli altri. Ogni tanto acchianava, scendeva, creava qualche cosa, poi un giorno si rese conto che nel primo cielo c'era quello nostro, non c'era niente, era tutto vacante, dice io vorrei scendere da basso, tutta, per chi è creare qualcosa di meraviglioso. E difatti scendevo e cominciavo a creare. Creavo stelle, creavo pianeti, creavo la luna, creavo il sole, tutte le cose che noi conosciamo benissimo. A un certo momento, giustamente, ha creato anche la Terra. E disse, allora io ci metto le cose più meravigliose su questo pianeta, le piante più belle, quelle più odorose, e creo le montagne, il mare, tutte cose. A un certo momento, alla fine, mancava la creatura più importante. Riusciva a creare l'uomo e lo creò mascolo e femmina e ci disse: picciotte, ascoltate che vai a dire, voi state vedendo tutto quello che c'è attaccato a voi, tutto questo lo creai io e ve lo desi per voi altri, perché potete godere di questa grande ricchezza. Però una cosa vi raccomando, quando voi pensate a qualunque cosa che volete fare, visto che vedete un regalo che è grandissimo, meraviglioso, che è lo libero arbitrio, pensate prima, pensate qualunque cosa che andate a fare, pensateci prima, non sbagliate, pensate ai sentimenti, pensate all'amore
e così siete sicuri di non sbagliare mai. Ma questo avvertimento l'uomo non l'ha ascoltato. E allora, da Caino in avanti, tutti gli uomini sbagliarono. Tutti gli uomini fecero male, tutti gli uomini ammazzarono, rubarono, fecero schiavi agli uomini. E allora, quando Dio viste tutto sto male che girava attorno all'umanità, si sdegnò e disse: ma com'è possibile, dopo che io ci spiegai tutte queste cose, dopo che ci desse tutta questa meraviglia, dopo che ci dissi che avevano la libertà di poter pensare come penso io, eppure, guarda che c'è. E allora, sdegnato, si unì e non tornò più, acchinò fino al settimo cielo e non si sentì più parlare di Dio. Passò un poco di tempo e un uomo giusto, pensate, un poeta, uno che scriveva versi, si chiamava Salomone, terzo re di Israele. Salomone scrisse un canto e lo titolò Lo cantico dei cantici. Sto canto parlava d'amore per tutti. Allora si mise fuori e cominciò a decantare sto canto, in modo che il cielo, la terra, il mare, tutti gli esseri viventi potevano ascoltare di ciò che parlava. E l'eco di sto canto acchianava, non prima, non secondo, non terzo, non quarto, fino ad arrivare allo settimo cielo. E dopo Dio sentivo sto canto che parlava d'amore, una cosa meravigliosa. E allora disse: ma come faccio a resistere a una cosa simile? Io non posso resistere. Io ho visto scendere sotto un'altra volta, ma no, non scendo, perché l'uomo non si merita. Ma poi il canto continuava a parlare d'amore per tutti. E Dio non ne può dire più, e allora basta, è scendere, perché io sono fatto per l'amore. Io quando sento parlare d'amore mi devo mai fare avanti, mai spalesare. E Dio scendò fino allo cielo nostro e cominciò a parlare d'amore a tutti, perché l'amore di uno sposo è chi di una sposa, è l'amore dato a tutti, non è l'amore come dire circoscritto per pochi. Lo sposo è Dio, la sposa siamo noi altri, quindi è un amore che è dato a ognuno di noi altri. E allora Dio diceva: non vuota che voi altri declamate sto cantico che parla d'amore, io sogno con voi altri, io sogno dentro voi altri, perché l'amore è veramente per tutti e stasera lo scopriamo.